Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Il presidente della Liguria Bucci e il presidente del Piemonte Cirio hanno incontrato a Bruxelles la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Al centro del confronto le politiche dell'Unione e il ruolo strategico delle regioni. Seconda giornata di gare per la Red Bull Cinque Terre. Le coppie sono impegnate in una sfida capace di unire sport e promozione turistica, tra i panorami mozzafiato di Monterosso al Mare, Corniglia, Manarola, Vernazza e Rio Maggiore. A febbraio la Liguria ha fatto il pieno di turisti. Considerando i dati agglomerati di strutture ricettive e appartamenti immobiliati ad uso turistico diffusi dall'Osservatorio regionale, sono state 681.058 le presenze a febbraio 2026, 85.341 in più rispetto allo stesso mese del 2025, pari a un più 14,33%. In Liguria sono stati stanziati 984.291 euro dal Fondo strategico per finanziare interventi di potenziamento della videosorveglianza nei comuni compresi tra i 3.000 e i 7.000 abitanti. Il prossimo passaggio del progetto sarà dedicato ai comuni dai 7.000 ai 15.000 abitanti. Ammonta a 486.000 euro il finanziamento per riqualificare il centro storico di Follo e ripristinare i sentieri e i camminamenti a Framura. Sempre nello spezzino è ormai completo al 75% il maxi progetto di Pinqua di Marinella di Sarzana, un intervento da 19 milioni di euro complessivi che sarà terminato entro il 30 giugno. Restate aggiornati sui nostri canali social.